due fondamentali rispetto a quello che è stato detto finora. Allora, il cambio di passo rispetto a come si sono affrontate le tematiche della pianificazione dagli anni 80 a oggi. I primi piani d'area partivano coerenti con i criteri seguenti. Non a caso i due più datati sono il PALA, piano della Luna, e il piano del Terremone, partiti nell'85 e portati a termine subito dopo l'approvazione del 92 del PTRC. Gli effetti di quei piani, quindi parliamo della parte che interessa più a voi, nel senso che è più vicina, quindi l'area violetta, ha avuto come ricaduta delle pianificazioni di dettaglio dei residui dei comuni una serie di semplificazioni per alcuni aspetti e complicazioni per gli altri, lo capisco. Tenete conto che quei piani nascevano nell'ottica di essere i primi piani d'area per risolvere il tema di tipo ambientale che la legge Galasso aveva messo in atto nella sua maniera uniforme di descrivere il territorio con le valenze del tipo paesaggistico e quindi bloccare determinate aree, per cui questi due sono partiti. Ha risolto probabilmente alcuni problemi. E l'applicazione invece è stata da parte dei comuni, così come hanno declinato poi nei loro piani regolatori, così come hanno fatto poi tutti i comuni dell'Europeismo, di parlare d'Europa, della Provincia di Venezia per il Palo, della zona del massiccio del Grappa, e mi fermo qua per andare avanti alle altre cose. Sono state, se vi ricordate, anche condotte negli anni, alla fine anni 90, primi anni 2000, con coordinamenti di tipo regionale, affinché l'applicazione fosse il più possibile uniforme. Cioè, per dire cosa, che ancora una volta la regione si era data lo strumento per poter dire veniamo in soccorso ai comuni laddove la semplice applicazione poteva essere disomogenea e coordinare. Ma poi la regione ovviamente ha smesso su loro nel momento in cui il comune doveva governare e lasciare l'autorizzazione. Per cui ancora una volta sono sempre i comuni gli attori principali. Questa volta le azioni nascono dal basso. Cioè non ci vuole più predisporre strumenti di pianificazione a livello superiore, intermedi in questo caso, perché poi si sono corrette al piano paesaggistico, ma poi lo vediamo, per far sì che siano le istanze dei comuni a essere quelle che in qualche maniera disegnano la velina su cui poi basarci e disporre. Quindi va benissimo anche i ragionamenti fatti probabilmente negli anni 2000, poi abbandonati perché non c'era questa spinta alto, ma nel momento in cui adesso siamo qua. Questo tavolo deve partorire, non usando la parola, non della produzione di un qualche cosa di tangibile, almeno le idee fondamentali di base per la valutazione dello spreco del vita. Poi il politico deve fare la sua parte, cioè deve far sì che questo piano venga attuato nelle forme che sono quelle per l'approvazione di un piano. L'aggancio ci vuole, perché la legge 11, se vi ricordate, declina quelle che sono le attività che la regione può fare nell'ambito della pianificazione dei piani d'area e dice, tu regione, siccome avevamo in cantiere determinate cose, limiti a questo. Non ci sarebbe stato alcun strumento per poter rimettere in gioco queste operazioni, se non quello di poter vedere con un'ottica molto più aperta l'aggancio che questa area avesse con la parte della. Quindi va anche bene che ci sia, ovviamente, che ci deve essere un fil rouge che unisce il piano originario rispetto all'ampliamento del piano, chiamiamolo così. Anche se poi qua ci saranno ovviamente delle realtà che andranno valorizzate perché i temi territoriali